Il carcere di Venezia scoppia, ospita infatti più del doppio dei detenuti previsti, il 70% sono stranieri con 30 etnie presenti, una situazione inaccettabile. Come se non bastasse, a Santa Maria Maggiore c'è una gravissima carenza di personale. La denuncia arriva dal senatore radicale Marco Perduca, che ieri ha visitato il carcere. Sentiamolo. Questo è un carcere che dal punto di vista della presenza della capienza legale dovrebbe avere 161 persone, oggi ce n'erano in carico 345. Il vero dato drammatico è che qui ci dovrebbero essere 165 agenti della polizia penitenziaria, tolti i distacchi, tolti il nucleo traduzione, tolto la base navale, tolti quelli che hanno altri tipi di mansioni dal punto di vista amministrativo, ne restano 85 che vanno distribuiti su 3 o 4 turni. L'altro drammatico problema strutturale è che i soldi che necessitano per, diciamo così, l'amministrazione ordinaria, dalla cancelleria alle lampadine alla carta igienica, 5.000 euro annui, sono finiti la settimana scorsa. Quindi noi per il resto dell'anno l'amministrazione, cioè la direttrice, si dovrà avvalere della generosità della Caritas o del cappellano militare e di qualche donazione che si spera possa avvenire.